un Giuseppe un po' vecchio e soprattutto questo dovrebbe andare a stabilizzare bianco in un'area. E quindi in questo caso, in cui è più importante sicuramente il lato dell'angolo, io non avrei risposto in quel modo lì, ma sarei saltato sul lato in qualche modo. Ciao a tutte. Ma, ciao Manuela, ma appunto proprio perché è così facile sistemarsi per bianco, poteva essere anche un'ottima idea fare Tenuti e andare da un'altra parte. Detto che è assolutamente ragionevole giocare anche questa, solo che è un po' lenta probabilmente rispetto a altre opzioni. Ehm, Ok, grazie. sì, stasera magari se riusciamo a vederne due un po' più velocemente, secondo me può essere un'ottima chance. E quindi insomma, quindi, diciamo, di solito si dovrebbe giocare una cosa del genere. Chiaramente questo ti espone a questo genere di Atari, che però chiaramente, ora, chiaramente non è neanche così semplice, a cui però il bianco non dovrebbe rispondere così, ma dovrebbe cercare di contrattaccare, giocare una cosa del genere. E questa credo sia una sequenza in realtà abbastanza giocabile, però da bianco la preferirei un pochino rispetto a quello che è successo in partita, perché c'è un po' più di influenza sul lato da utilizzare. Perché quello che è successo in partita, ora fondamentalmente Nero è finito in sente, perché questo gruppo è abbastanza stabile, difficile attaccarlo, che può sia saltare verso il centro che sul lato, e appunto poi giocare proprio sul lato potrebbe anche essere una mossa piuttosto grande. E Bianco ha ottenuto abbastanza poco perché è vero che sicuramente è vivo, però il potenziale che ha su questo lato per fare punti, sia perché la pietra in E17 è bassa, sia perché c'è già una pietra nera in basso, rende il lato molto poco interessante da giocare, quindi sicuramente il lato a sinistra è più interessante e Nero uscito in sente da questa posizione sembra che abbia una posizione un po' più dinamica, per così dire. Però appunto probabilmente ha fatto bene fare il tenuccio e ormai sappiamo che il Sansan va sempre bene, no? Ok, penso che insomma, per chi non lo sappia, questo era il, il Josehi che si usava fino a prima dell'avvento di AlphaGo. Era considerato buono per Bianco nella fase iniziale della partita perché Bianco è estremamente forte, quindi questa forza è abbastanza facile da usare in combattimento. Il problema di Bianco è però che se adesso Nero fa tenuti quick, Nero rimane vivo e quindi diciamo che Nero potrebbe prendere l'iniziativa per giocare sul lato. Poi espone Bianco in un futuro a questa sorta di pip per rendere la forma un po' sovracconcentrata e non è fantastico giocare da bianco, è comunque giocabile in molte situazioni, però in così situazioni di inizio partita non è particolarmente consigliabile. E quindi adesso fondamentalmente le sequenze a cui che mi sentirei di consigliare di più sono questa, quella classica per tenere l'angolo per bianco, che però facendo finire in sente nero potrebbe non essere la sequenza migliore quando questo lato è abbastanza interessante, perché lascia nero con una posizione interessante sul lato. Oppure qualcosa di questo tipo che
piuttosto complicato e quindi magari in un'altra situazione più semplice da spiegare. Diciamo una cosa del genere abbastanza pacifica, che dovrebbe lasciare quantomeno a bianco la possibilità di giocare sul lato. Però, ma non sono errori gravi questi ovviamente, però infatti nero prende il tempo per andare a giocare di là. In questo caso secondo me è esattamente questo il genere di situazione in cui deve giocare sul lato, perché non solo in questo caso va a diminuire l'influenza di questo muro di bianco, e quindi rende molto difficile giocarlo, però è anche un'ottima estensione per l'angolo di nero. Quindi secondo me questo è un po' un errore di direzione in questo momento, perché in teoria qui bianco possibilità di avere il cento ce le ha e dovrebbe riuscire a tornare sul lato a destra. Vediamo come va a finire, che gioca esattamente la stessa cosa e va così. Stesso discorso di prima, nero probabilmente è una posizione discreta e dovrebbe trovare il momento di giocare su questo lato il prima possibile. In questo momento questo lato qui è relativamente poco interessante. È sì vero che se nero fa tenuto in qualche modo, bianco ha possibilità di mettere un minimo sotto pressione il gruppo di nero, però mi sembra difficile che bianco riesca ad attaccarlo in modo severo anche nel caso in cui nero faccia un tenuto. Mi sembra molto difficile attaccarlo perché se bianco dovesse cercare di circondarlo dall'esterno, che già sembra difficile perché non sembra esserci una buona mossa per chiudere nero all'interno. Questa lascia molti problemi di forma a bianco, quindi dovrebbe essere abbastanza facile per bianco uscire. E se invece giocando dall'altra parte, stesso discorso, dovrebbe essere abbastanza facile per nero fare forma e uscire fuori. E in questo momento probabilmente una mossa intorno a quest'area qui può avere più impatto che questo scambio qua, almeno secondo la mia prospettiva, ma non è detto. Però insomma, sì, ma no, la mossa in sé per sé è buona perché chiaramente va a rafforzare un tuo gruppo e va anche a ipotecare un po' di punti, quindi non è una brutta mossa, però in questa partita qui in cui bianco ha solo influenza, allora io sarei stato molto contento da nero di cercare di limitare molto questa influenza. Tra l'altro con una mossa in questo caso che va a incrementare anche il potenziale di nero. Però comunque una buona mossa. E questo non è proprio il modo giusto per attaccare il gruppo. Soprattutto in questo momento, con questo tipo di mosse, si rischia più di rovinarsi l'influenza esterna che attaccare il gruppo. Ora non so che cosa ha letto Bianco in questa situazione, però fondamentalmente in questa partita Nero ha abbastanza punti già fatti, quindi in qualche modo dovrà cercare di... Ora chiaramente questo non lo potrà mai fare tutto, però dovrà basarsi sull'influenza per riuscire a fare punti. E qual è il problema di questa mossa? Che inevitabilmente Nero diventerà più forte in quest'area. Così è anche. Ora, questa mi sembra forse un po' più semplice, ma sembra vadano bene entrambe. E non vedo modo di uscire da qui per bianco, onestamente. Mi sembra... così sembra più semplice per nero, però sembra che comunque ci siano poche... Insomma, è più complicato di quanto si sembri.
detto che questa insomma, una soluzione di questo tipo sembra comunque buona per nero perché può uscire qui. Però è probabile che ci sia qualche soluzione più semplice. Tipo, forse questa? No, questa non funziona. È più complicata di quanto l'avevo vista, diciamo. Però appunto, anche così sembra molto buona per nero la situazione, perché è rimasta con questo gruppo che è praticamente immortale e, e con questo gruppo di 4 pietre che non sembra molto in difficoltà perché c'è questo Atari che rende abbastanza facile fare forma per uscire fuori e il bianco non è ancora connesso fondamentalmente perché quando dovesse andare a giocare qui insomma nero potrebbe addirittura catturare in questo momento o quasi insomma l'idea che possa uscire questo gruppo mi fa quasi spavento per bianco l'ha fatto e qui la situazione è piuttosto favorevole per nero quantomeno, perché qui il bianco è costretto a uscire, ma sembra che ci sia questo Ho da giocare, però in questo momento non funziona nemmeno, perché il nero può semplicemente fare questo squeeze. E quindi adesso è costretto a uscire. E nero potrebbe decidere di giocare il combo quando vuole. Ma c'è il co? Ma non c'è nemmeno il co, che sto a dire? Scusate, così non c'è niente. È un'invenzione mia. È stata un po' un'allucinazione. E quindi adesso comunque sia, l'idea è che il gruppo di nero è fortissimo, questo qui ovviamente. E adesso è una sorta di gara a chi scappa meglio tra questi due. Però ovviamente il gruppo di nero che ha accesso al lato è in una situazione molto più favorevole. E quindi adesso questa penso vada bene. Io onestamente avrei provato a fare qualcosa un po' più attivo, perché in ogni caso è difficile per bianco sistemare le debolezze che ha qui. Cioè non credo che questo aiuta più nero che bianco. L'unico problema in questo caso potrebbe essere se questo pip possa avere un senso nella partita, ma il problema fondamentale è che questo non è sempre per il lato e quindi adesso bianco potrebbe saltare fuori e essere un po' più fuori di nero a una cosa rispetto a una cosa di questo tipo. Quindi avrei pensato di fare qualcosa di più attivo verso il centro. Però è estremamente ragionevole anche questo. Poi per tua fortuna ti ha risposto e adesso dovresti anche pensare di fare qualcosa del genere. Chiaramente queste sono una cosa che è un po' più complicata, colleghi. Bisogna Ma vedere. quando hai detto che quella Atari non è assente per il lato, intendevi dire non è assente per il gruppo nel bianco? Non è sempre per la vita nell'angolo, ovviamente. Questo ok, sì. era il senso. Cioè, in questo momento della partita, diciamo, questo combattimento al centro probabilmente ha più valore di quello. Anche perché, cioè, anche se dovesse bianco rispondere qui, è comunque nero che andrà a giocare sul lato per primo, con tutta probabilità. E quindi è una mossa che vale relativamente pochi punti. Cioè, vale la forza che toglie a nero, perché chiaramente se nero cattura diventa fortissimo. Cioè diventa molto difficile da uccidere più che altro. Però in questa situazione la forza di nero è la debolezza di queste pietre bianche nel mezzo. Quindi rimane comunque molto difficile attaccare. E quindi sì, cosa hai giocato? Salto di uno, secondo me potevi, cioè comunque buono, l'idea, la direzione giusta, però secondo me potevi andare oltre. O addirittura potevi fare qualcosa di più aggressivo.
non so queste cose come possono andare, però sembra un buon combattimento per Nero. Però, comunque sia, è una situazione buona per Nero, comunque di combattimento. E adesso per forza c'è questa guerra fine, non c'è più niente. E forse anche questa guerra, penso di sì. C'è un po' più di agi con questa. Vediamo cosa succede in partita. Io stavo guardando questa adesso. Sembra ci sia qualche possibilità di uscire. Però considera che è comunque buono per Nero questo genere di cose. In questo momento Bianco probabilmente dovrebbe tenersi l'agi per giocare dopo, perché qualsiasi appesantimento, cioè qualsiasi pietra in più che possa giocare su quel gruppo è, è un peso in più da portarsi avanti nella partita. Quindi secondo me non è un'idea giusta continuare a cercare di salvarlo a tutti i costi. E qui non c'è niente, quindi secondo me potevi tranquillamente catturare tutto, perché non mi adesso c'è sempre la possibilità di uscire per Bianco in qualche modo, forse, perché non è neanche detto che riesca a uscire. Però, diciamo, nella peggiore delle ipotesi, Bianco continua a scappare con Nero che è diventato fortissimo all'esterno. E quindi mi sembra comunque una cosa positiva per Nero. Invece, catturare queste forzare la cattura di queste mosse potrebbe non essere l'idea migliore, perché adesso dai la scelta a Bianco di dare questa serie qui e quindi di tornare a avere un'influenza sul lato. E qui è abbastanza, ora qui sicuramente doveva catturare invece che stendere, però qui è abbastanza interessante perché possiamo contare proprio letteralmente qual è la differenza tra le due cose. Cioè in questa partita qui, cioè in questa variante qui, diciamo, adesso Bianco ha un po' più potenziale di Nero su quest'area qui. E ha fatto, cioè quindi probabilmente farà qualche punto. E soprattutto queste pietre di Nero sono un po' deboli. Cioè, probabilmente ancora non sarà importantissimo giocarci, ma potrebbero essere più un problema che un vantaggio per Nero in là della partita. E il guadagno di Nero sono stati per ora questi 8 punti qui e questo gruppo che non è più attaccabile, perché ricordiamo che le altre pietre erano già molto forti. E quindi probabilmente in questo caso, con la possibilità di rimanere con quel gruppo comunque forte, ma rafforzare anche le pietre all'esterno, sarebbe stata un'idea, sarebbe stato più efficiente quantomeno. Il discorso è che chiaramente Bianco potrebbe cercare di resistere in qualche modo a queste cose. Uh, Però vedo molto morto queste pietre bianche nel mezzo. Quindi non avrei molta paura a giocarla. Ma so perché non anche più direttamente questa. Insomma, fondamentalmente rispetto alla partita prima, la differenza fondamentale è che anche queste due pietre sono catturate in questa variante qui. E quindi probabilmente la forza di queste pietre all'esterno è un po' meglio. Insomma, non è una differenza così incredibile, però forse sarebbe stato un po' più semplice giocare per Nero e basta. Va bene, ora finalmente è tornato a giocare su questo lato, che era il più grande. E avrei detto di giocarci subito di nuovo, però finalmente ci ha giocato. Adesso la partita secondo me era già abbastanza in vantaggio Nero, dopo aver
dopo questo combattimento, dopo essere rimasto così forte con questo gruppo qui, cioè con quegli scambi derivati dall'attacco di bianco. Però insomma, fondamentalmente chi riusciva a prendere il Sente per giocare su questo lato ha preso sicuramente un grosso vantaggio. Essendo nero che era già in vantaggio, la partita diventa molto molto difficile per bianco, che prova qualcosa di questo tipo, che chiaramente si espone a questo tipo di Atari molto poco simpatici, che però non hai giocato perché non hai cercato di approfittarne. Allora, il discorso è che escludo che Bianco possa permettersi di catturare la pietra, no? Mi sembra abbastanza improbabile. Ditemi voi. Il fatto che se qui Bianco giocasse una qualsiasi mossa altrove, tornerebbe un po' tutto sotto attacco Bianco, sarebbe molto difficile giocarla. Diciamo, quale scelta ha Bianco in questo caso? Cercare di tagliare e combattere un po', però non mi sembra molto promettente questa situazione. È vero che queste due pietre hanno solo 2 libertà, ma dovrebbero salvarsi senza troppi problemi. Questo è un combattimento, sembra piuttosto buono per nero. Però, nel senso, anche questa è molto grande, quindi il problema è che Bianco si è creato una debolezza da solo che prima o poi dovrà sistemare. E non è molto... Cioè, come fa a sistemarla? Difficile. Adesso cosa può fare Bianco per cercare di recuperare un po' la partita? Deve per forza cercare di invadere nero, cercare di attaccare qualcosa, altrimenti la partita è già finita. Ok. E quindi, non so, il fatto è che in questo momento pensare con questa influenza di nero molto forte qui, con questa pietra qui, mi sembra molto difficile per Bianco pensare di poter fare molti punti qui al centro. E quindi penso che l'unico modo di riuscire a fare qualcosa sia cercare di attaccare queste due pietre o comunque di guadagnarci qualcosa dall'attacco di queste due pietre, che può essere anche semplicemente ridurre un po' il lato e l'angolo in alto a destra. Ok, allora direi guardiamo un altro pochino qui e poi passiamo alla prossima. Vediamo un attimo che è successo. Questa è un'ottima mossa da giocare insomma, un'ottima mossa di forma da giocare su questi angoli, perché insomma, quando l'avversario dovesse fare tenuti, questa mossa qui va a togliere fondamentalmente tutto lo spazio occhi che potrebbe avere nero nell'angolo in questo momento. Non so se vedete, non è possibile tagliare bianco fuori, e quindi è assente fondamentalmente, è molto, molto utile da sapere che mentre questo scambio non necessariamente assente, perché dipende da questo push. Se è possibile fare il push ancora non è assente questa roba qui, questo scambio qui 1-3, e quindi sicuramente questa è una mossa in questo momento migliore. Scusa, invece nell'altro modo, se bianco scende, nero fa tenuti? No. Se bianco scende e nero fa tenuti, cioè il fatto di avere comunque ecco, di là libero non gli garantisce. No, non gli garantisce. In questo momento il fatto è che nella sequenza di prima questo è vivo e quindi puoi fare tenuti, perché vediamo, aspetta. Chiaramente nero deve giocare altrove di nuovo. Cosa può fare
cui il nero bianco per cercare di uccidere. Essenzialmente è una cosa del genere. In realtà sì, però non c'è grossi problemi di spazio. Può provare a giocare dall'altra parte, però come vedete anche in questa fase c'è precisamente lo spazio per fare l'occhio. Non dovrebbero esserci problemi di vita, mentre con questo scambio già fatto, facciamo anche questo, non dovrebbe essere possibile vivere, almeno questa funziona anche così, quindi adesso sostanzialmente è sempre morto. Chiaramente questo senza parlare dei tagli, eccetera, eccetera, roba qui, perché ovviamente Sì. questo è solo un esempio per capire che generalmente questo è più assente che questo scambio qui. Ok, grazie. Però appunto questa qui purtroppo secondo me torna nella direzione sbagliata, perché è vero che è molto grande come mossa, perché questo lato è diventato molto, molto importante, però Bianco doveva cercare di sfruttare qualche potenziale attacco, almeno secondo me. E giustamente Nero cerca di ridurre. Probabilmente questa è un po' troppo profonda come attacco, perché lascia spazio a Bianco di cercare di circondarlo tutto. Chiaramente non è facile, perché lo spazio è molto grande, però il fatto solo di lasciargli questa possibilità potrebbe essere un problema, perché mettiamo caso che riesca a connettersi bene fuori, no? Questo è solo chiaramente un esempio. Tutte le pietre che può giocare Bianco in quest'area potrebbero essere utili poi per attaccare eventualmente quel gruppo lì. E quindi in questo genere di situazioni mi sentirei io più tranquillo a giocare una riduzione più blanda. Poi chiaramente queste sono cose che vanno partite che vanno molto contate, queste con territori molto grandi. E quindi adesso che Nero ha molti territori abbastanza sicuri, dovrebbe contare a quanto si può permettere di tarpare a Bianco in basso. E secondo me qui è partita finita, anche perché una mossa in quest'area qui dà potenziale a Nero di fare qualche punto extra al centro, che non fa male. Quindi vediamo un attimo come si è sviluppato questo combattimento e poi direi di passare alla prossima. Però addirittura Bianco fa questo Zenobi. Questo combattimento in cui finalmente hai fatto quel taglio lì, e adesso direi che c'è abbastanza che non connettere sotto. Avevi paura di un qualche sorta di gata? Allora, nella partita è chiaramente una buona idea, perché diciamo, per quanto siano tanti i punti che guadagna Bianco in quest'area qui, sicuramente avere più forza per poi poter combattere meglio con questa pietra può essere la direzione giusta, però lasciare una cosa del genere generalmente non è l'idea migliore. Possibilmente io avrei dato subito questa Atari, perché adesso non sei sicuro di voler dare, fondamentalmente qui si sta creando la stessa esatta forma, però tu non sei sicuro di voler dare questa Atari da nero in questa situazione, e quindi in questo momento probabilmente sarebbe stato meglio per te giocare in questo modo qui. Adesso è un po' più evidente che non ci sia il Geta, però chiaramente sono cose che vanno un po' lette, perché quindi se non ti sentivi sicuro di come potesse finire è ragionevole. E adesso
invece che giocare lì, assolutamente chiudere la questione qui, perché è vero che giocare una mossa qui è molto grande, però ancora questo gruppo non è forte. Queste 3 pietre, queste 5 pietre qui potrebbero ancora rimanere sotto attacco. E questi sono il tipo di combattimento che potrebbe ribaltare un po' le sorti della partita, perché sono pietre molto importanti. Quindi... E quindi qui o semplicemente estendendo o la carica. A me sembra funzioni anche questa cosa qui. Che adesso non può giocare questo. E quindi sì, ancora giocando un'altra cosa qui hai esposto un po' il fianco al contrattacco di bianco, e questo sembrava il classico problema del nido delle gru. Quindi idealmente qui per difenderlo non è andare avanti così, ma facendo o il bambù o una forma del genere. Questo sembra molto, molto più solido per il lato. Però è successo qui. Sembra andare tutto abbastanza... Ah, ho fatto un tenuti. Qui sembra funzionare. Perché no? Sembra che non ci siano molti problemi. Ah sì? Pazzesco. Così? Questo non ti cattura. Però capisco che è molto complicato da leggere. Però appunto è molto complicato, e soprattutto molto più complicato di quanto l'avevo visto io. E un'idea che mi verrebbe in mente per cercare di semplificare la cosa, che non è semplicemente rispondere così, potrebbe essere dare questo Atari. Perché se ti dovesse rispondere adesso la questione sembra... Oh, aspetta, questo è meglio. La questione è più semplice perché non ti può proprio dare questo Atari. E quindi fondamentalmente è un occhio. E se comunque ti cattura, invece, hai questa cattura qui che sembra molto, molto grande, probabilmente più grande di difendere lì, però chiaramente qui ti puoi prendere il cento per giocare altrove, quindi è solo una questione di situazionale, diciamo. Insomma, sei tornato a difendere qui, io direi che più o meno la partita è abbastanza... È successo qualcos'altro di particolarmente interessante? Che magari andiamo avanti un po' veloce a vedere se è successo qualcosa, ma direi che più o meno... Oh Gesù, che è successo? Pazzesco. E beh, insomma, si è ribaltata un po' la partita, chi ha vinto alla fine? Bianco, peccato. Sei perso così sul finale con questo combattimento qua. Vabbè, però, nel senso, nel vincessero i combattimenti, da questo qui in alto a sinistra ci hai guadagnato te. Da questo combattimento qui hai perso quelle pietre, ma hai guadagnato queste tre, che sono più grandi probabilmente di queste quattro. Poi questo qui è un problema, perché qui il bianco può praticamente quasi vivo con questo qua. Ah no, scusa, con questo no. Però... E come si fa qua? In effetti è una bella complicazione. Ah, sì, sì. È un peccato, dai. Avevo l'impressione che tu fossi molto avanti. Sicuramente eri molto avanti prima. Ti ha un po' fregato su questi combattimenti qua.
Comunque, giusto per vedere, questa è Gheta. Solo per così una cosa vista così in improvviso. Però appunto, dai, vediamo l'altra partita allora. Se siamo d'accordo. Perfetto, sì. Allora interrompo e cambio il ok. Ovviamente anche qui se qualcuno ha domande mi interrompa pure senza problemi. Questa è stata una partita molto emozionante, più verso la fine della partita che c'erano diversi gruppi morti, risorti e cose del genere. Ok, questa estensione quando l'ho vista mi ha fatto un po' strano e poi vi spiegherò un po' il perché mi fa un po' strano vederla. Eh, Però poi l'ho guardata con l'AI questa partita e questa è una delle mosse consigliate e quindi mi ha un po' sconvolto questa cosa. Non saprei perché non l'avrei giocata, però tendenzialmente sarei più abituato a vedere un'estensione del genere. Però evidentemente è possibile giocare anche questa senza problemi. Vabbè, era ovvio che non facevo problemi, però insomma è meglio di quanto pensassi io. Qui principalmente preferirei approcciare l'angolo in alto a sinistra prima, perché semplicemente è più debole, visto che c'è una carta in meno. E quindi, visto che qui entrambi hanno c'è la stessa forma in entrambi gli angoli in basso, preferirei vedere un attimo prima come risponde in questo e avere insomma, vedere una sequenza qui in cui sono alla pari con l'avversario piuttosto che andare subito a giocare dove è un po' più forte nero. Però è assolutamente ragionevole. Nello specifico in questo lato avrei preferito giocare un po' più lontano, forse una cosa del genere, o addirittura più indietro. Anche perché, anche se è difficile decidere cosa fare partendo dal 3-3, però insomma va benissimo anche giocare qui. E adesso vi spiego il perché mi fa strano vedere quella pietra in N17, perché dopo essere stato approcciato in questo modo qui, io il primo intuito da nero è giocare questo salto. Il fatto è che adesso quella pietra lì io la vorrei un po' più in là. E quindi per questo mi fa strano e basta, non è un giudizio negativo sulla mossa, più che altro è solo un'idea strana. Comunque sia, rimarrei a giocare qui, perché o qui o qualcos'altro. Scusate un attimo, ho perso. Ok, sostanzialmente in partita nera ho giocato questa, che è un'idea simile a questa qui, però è un po' più aggressiva sulla pietra, che è una buona idea, però lascia questa debolezza qua, che è una debolezza un po' molto più negativa di quanto si possa sembrare in questo momento. Un'altra idea per poter essere un po' più aggressivo senza dover fare cose strane poteva essere pinzare. E pinzare probabilmente riusciva a sfruttare un po' meglio il fatto di avere già una pietra qui rispetto ad altre mosse possibili nell'area. Però appunto sono semplicemente una questione di gusto. Direi che questa è in realtà è la mossa probabilmente più semplice che si poteva giocare in questa fase, però anche questa dovrebbe andare bene. Insomma, il bianco risponde sul lato tranquillamente e il nero gioca sul lato in basso. Adesso in questo tipo di partite con due pietre sul 3-3 è difficile per bianco creare potenziale su quei lati, perché quando vuole nero fondamentalmente può fare il 4-4 e distruggere tutta l'influenza che ha nero nella direzione che preferisce.
proprio per questo io mi sentirei di consigliare di giocare prima sul lato, cioè sull'angolo in alto a sinistra, o addirittura in questo caso cercare di mettere un po' sotto pressione bianco. Purtroppo non è facilissimo attaccare questo gruppo bianco perché questo slide con questa forma di nero è molto efficace, però magari può essere una mossa da giocare un po' più tardi, da tenere in considerazione. Diciamo, probabilmente una cosa del genere sarebbe stata la cosa mi sarei aspettato più di vedere. Però insomma non è niente di male. Bianco ne approfitta subito e adesso nero decide di approcciare questo angolo qui. Secondo me questa invece è la direzione sbagliata, perché come abbiamo visto, come succede nella partita, bianco riesce a rispondere qui con un'ottima forma che dà un ottimo potenziale sul lato, mentre nero si ritrova con questa estensione che in sé per sé non è una brutta estensione, però va in un qualche modo difesa in un posto in una cosa tra l'altro che è stata giocata, perché altrimenti bianco fondamentalmente potrà attaccare il gruppo in maniera piuttosto severa, e quindi mi fa un po' strano questo qui. Io avrei sicuramente preferito giocare questa, perché adesso per nero è abbastanza facile comunque cercare di fare un gruppo che sia abbastanza forte verso il centro. È anche difficile per bianco in questo momento avere influenza sul lato, perché non consiglierei di pensare in questo tipo di situazioni. Non so se farvi vedere qualche sequenza, anche perché non le conosco magari. Però sì, fondamentalmente da qui mi sentirei un po' meglio per bianco proprio per questa cosa, e la risposta qui di nero, per quanto comprensibile, rimane, cioè comprensibile, è giusto probabilmente rispondere lì, ma rimane un po' pesante, cioè non avresti voluto giocare di nuovo in quell'area probabilmente, almeno io non avrei voluto giocarci di nuovo. E il bianco va a ridurre il lato in là, che secondo me non è assolutamente importante. In questo momento ho un'estensione qui, o mettere un po' pressione sul gruppo per incrementare il valore del lato, secondo me sarebbe stato un po' meglio. E soprattutto perché qualcuno sta dicendo qualcosa? No, mi sa che sono io che ho messo il computer e ho fatto così. Soprattutto perché non è così grande, perché secondo me nero può benissimo fare tenuti, giocare altrove. Per quanto voglia giocare in quest'area è difficile che riesca a fare un gruppo forte bianco da poter cioè, è difficile che riesca a fare due occhi subito. Secondo me in questo momento nero non ha molto da guadagnarci a far uscire bianco, e quindi potrebbe tenersi il gruppo da attaccare successivamente, perché oppure non so, rispondere a una cosa del genere nel caso in cui bianco decida di prendersi un'estensione tipo in B17 per sistemarsi il gruppo. Quindi mi fa un po' strano questa invasione qui, ma ancora più strano mi ha fatto onestamente la risposta di bianco. Non tanto perché giocare in un'altra area sarebbe stato più importante, perché dopotutto anche questo comunque attacca il bianco abbastanza bene, ma perché proprio per quando si vuole andare a attaccare un gruppo, giocando a contatto si lascia che l'avversario sia rafforzato. Cioè, in questo caso, per esempio, scusate, non era voluto. In questo caso, per esempio, bianco avrebbe potuto rispondere con un ane,
di questo tipo, e adesso nero è costretto un po' a tornare indietro, però come vedete quello non è uno scambio, cioè alla fine il nero fondamentalmente è costretto comunque a giocare in H17 e non è uno scambio che vuoi fare J17 per far conto che nella partita sia successa una cosa del genere. È quasi come pensare che nero ha voluto giocare questo scambio qui. 3x4 non è un buono scambio e quindi giocare subito a contatto è un po' strano e generalmente è una cosa che va un po' evitata quando volete attaccare i gruppi, perché permette molto all'avversario di stabilizzarsi, cioè di aggiungere pietre in un'area per diventare più forte, come in questo caso. E qui bianco avrebbe dovuto qui è difficile decidere cosa fare, però sicuramente non avrebbe dovuto giocare questa. Generalmente quando vi trovate con questa forma di 2 pietre contro 2, giocare uno dei 2 ane è importante, perché andate a ridurre in maniera molto efficiente la libertà dell'avversario. Però in questo caso questo ane non è buono, perché il taglio di nero è molto efficace. Adesso queste 2 pietre di nero sono molto difficili da attaccare per via di quella pietra lì, e quindi è il bianco a trovarsi in una situazione molto complicata. E qui probabilmente l'idea migliore per bianco era o fare l'ane verso il basso per farsi un po' di spazio, oppure cercare in qualche modo di sfruttare la debolezza la debolezza di nero per poi magari decidere cosa farci con quelle 2 pietre. Quindi nero qui ha un po' perso un'occasione di attaccare bianco, e soprattutto qui bianco deve ancora assolutamente estendere, perché non ci si può quasi mai permettere di lasciare che l'avversario faccia questo tipo di forme. Qui è molto facile molto più che altro una pietra di questo tipo nera verso il centro dà molta più influenza di quanto può sembrare, e dopo un ane del genere, dopo che il nero gioca una cosa del genere, probabilmente è insente. Tra l'altro una cosa del genere è successa durante la partita. Dopo una cosa del genere per nero è anche più facile pensare di cercare di attaccare il gruppo a sinistra, proprio vedendo nella pratica cosa può guadagnarci nero da questa cosa. Quindi diciamo l'idea di questa è comunque buona, perché veramente qui nero si trova nella situazione di avere questa debolezza che vuole difendere in qualche modo e comunque voler tenere separati questi 2 gruppi di nero. E quindi questa è una buona idea, però questa mossa rimane comunque estremamente più grande, cioè rimane comunque molto grande, molto più grande. Quindi comunque sia, questa direi che può essere comunque una direzione buona, però dover tornare a fare una forma del genere è un po' una sconfitta per nero, perché rende un po' inutile questa pietra qui, sul triangolo. Adesso quella pietra lì non vorresti proprio averla lì. E quindi qui io preferirei cercare di contrattaccare un po', oppure di cercare di fare una forma un po' migliore, perché mi sembra un po' triste per nero giocare in questo modo in questo momento. E qui bianco ha giocato questa qui per connettersi, ma ancora rimane molto più efficiente probabilmente uscire qui, che questa diventa molto importante sul lato, oppure addirittura perché non una cosa del genere, tanto questo taglio qui non dovrebbe avere sì.
non dovrebbe essere così efficace. Perché bianco si può connettere fuori abbastanza tranquillamente, però qui il nero non può tagliare. Però appunto, se bianco non è confidente che questo taglio non funzioni, comunque sia, questa probabilmente è una mossa un po' migliore di questa. Però abbastanza bene. E qui giocare ancora rimane, questa è probabilmente la mossa più grande, però giocare sul lato in basso va benissimo. Ancora come prima avrei preferito ridurre in questo modo l'influenza di bianco sull'area. Se invece l'idea di nero è cercare di fare qualche punto nel territorio in basso, allora avrei quantomeno preferito giocare la pietra in quarta linea o in terza linea proprio al limite. Diciamo, avrei scelto tra questa o questa, quindi abbiano un po' più influenza sul lato. Giocare in seconda linea così presto nella partita di solito non è particolarmente efficace, e diciamo quantomeno in effetti questo sarebbe stato un po' meglio, però mi sembra bene. Comunque il lato probabilmente era quello giusto. E qui bianco probabilmente si sentiva abbastanza bene, ma ha giocato in modo molto passivo. Adesso cercare di incrementare l'influenza sul lato a destra, secondo me è la direzione giusta, così da sfruttare bene queste mosse qui. Mentre questa qui non dice un granché, perché non lavora molto bene con questa, perché adesso ancora se il nero andasse a giocare qui non vedo molto modo di utilizzare questa pietra in maniera efficiente. E allo stesso modo questo gruppo di bianco in questo momento non è molto facile da attaccare, quindi se il nero avesse trovato il tempo di giocare per esempio questi scambi qui, difendere con una cosa del genere da bianco mi sarebbe piaciuto di più, perché insomma, la possibilità di essere attaccato sarebbe stata un po' più importante. In questo momento della partita un po' poco. Finalmente adesso nero esce con questa forma qui e fa questa per attaccare un po' la forma di bianco, però ancora bianco gioca molto passivo. Io capisco l'idea che il lato probabilmente è anche quello giusto su cui giocare, però ancora probabilmente questo tipo di mosse sarebbe stato un po' meglio. E mi rendo conto che comunque non sia facilissimo gestire un'eventuale invasione di nero, però sono combattimenti che si possono gestire, anche perché questo gruppo di nero in basso diventa molto più debole se non ci risponde. E quindi questa probabilmente è la direzione giusta, ma non è il tipo di mossa che mi sentirei molto contento di giocare. Per qualsiasi mossa potrei giocare qui, diciamo nero può far fare questi scambi a bianco in cui questa mossa diventa un po' inefficiente. Quindi avrei preferito quantomeno giocarla in quarta linea. Però nero giustamente gioca queste mosse in sente, e adesso nero ha una buona posizione per il centro, quindi potrebbe essere probabilmente il momento giusto per giocare questo tipo di mossa, però decide di giocare la stessa che ha giocato dall'altra parte, nella stessa posizione tra l'altro, cioè una posizione in cui la risposta di bianco
è comunque un buon salto sul lato. E quindi allo stesso modo di prima non mi piace un granché. Più che altro capisco sempre l'idea di voler incrementare questo lato qui, però in questo momento questo lato è un po' pieno di buchi, perché c'è questi push qui che sono molto importanti, c'è questa forma qui che non è stabilissima e quindi sono un po' sarei stato più contento di giocare questa almeno io. Comunque, fatto sta che adesso Nero decide di attaccare quel gruppo e secondo me l'idea non è male. Certo è molto difficile pensare di attaccarlo, però qualcosa ci può guadagnare Nero e come ce lo guadagna? Secondo me in questo modo qui. Secondo me con una mossa, con una sequenza del genere, Nero può avere il giusto approccio per ridurre questa influenza di Bianco, l'influenza che Bianco aveva su quest'area qui. Perché adesso in qualche modo Bianco dovrà gestire la debolezza di questa pietra qui e dovrà stare attento a essere tagliato. Però purtroppo Nero decide di tornare indietro e secondo me qui ha perso una grande occasione e oltre ad aver perso una grande occasione si è creato un gruppo molto debole che Bianco può attaccare in qualsiasi momento. È abbastanza pesante, quindi secondo me questa poteva essere una mossa interessante, ma questa è un grosso errore, perché non fa, è una mossa che ti crea più problemi che soluzioni, cioè ti crea un gruppo debole, mentre Bianco invece è riuscito a farsi un bel territorio sul lato e non sembra che sia in pericolo di essere attaccato o tagliato con questo gruppo al centro per ora. E quindi adesso, più o meno come prima, mi sentirei di dire che un'estensione del genere per Bianco sarebbe stata un po' meglio. E questa sembra un po' buttata lì, senza, come dire, secondo me c'è bisogno di giocare nel mezzo ma non so dove, e quindi giocare nel mezzo. E quindi Nero giustamente può attaccarla sta pietra. In che modo può attaccarla? Intanto probabilmente vorrebbe cercare di fare questi scambi il prima possibile, perché come detto prima, per Bianco praticamente sono sempre. È difficile per Nero non rispondere localmente a questi push. Allo stesso modo è difficile per Bianco non rispondere a questi push. E quindi questo scambio può dare, in questo caso a Nero, un po' di vantaggio sul combattimento al centro. Quantomeno giocare una mossa in quest'area, Nero vorrebbe avere un buon proseguimento sul lato. Cosa intendo sul lato? Vorrei vedere una mossa che magari riesce a attaccare in un qualche modo il lato se Bianco dovesse rispondere verso il centro. Cosa intendo nello specifico? Che con una mossa del genere, per esempio, comunque sia mette pressione sulla pietra nel mezzo e quindi nelle ipotesi in cui Bianco decida di rispondere, però adesso Nero può cercare un po' di attaccare la forma che Bianco ha sul lato e quindi cercare di ridurre qualcosa in più. Mentre questa ho paura che non abbia questa, non sia così facile da utilizzare più avanti per attaccare la forma di Bianco e quindi è un po' meno efficiente. E Bianco ha fatto bene a tornare indietro in qualche modo del genere. E adesso la partita sembra abbastanza buona per Bianco in realtà, perché è molto difficile ancora qui fare tutti questi punti e soprattutto perché ancora c'è questo problema qui di questo slide che vale tantissimi punti, che è difficile per Nero sistemare.
Però appunto qui diciamo, lo spirito, l'idea di voler attaccare bianco è giusta. E questa è una mossa un po' che non mi aspettavo, perché generalmente sembra molto difficile continuare a attaccare dopo una cosa del genere. Cioè in questo momento bianco probabilmente è contento di sacrificare questa pietra e lasciare a nero questi una decina di punti lì, che probabilmente saranno un po' meno per attaccare meglio il lato. Mi sembra un po' strano come attacco, ma ancora più strana è la risposta di bianco, che invece di giocare K7 lascia tutto qui. Però si scopre che in realtà il bianco aveva un'ottima idea, che era fare questo squeeze di libertà e fare questa forma, che è un'ottima idea. L'unico problema, l'unica falla di questa strategia è che in realtà questa mossa non è realmente semplice, perché questo taglio qui va a attaccare nella realtà solo questa pietra qua, che non è così grande, e questo gruppo di bianco era comunque già piuttosto forte, ormai quasi praticamente connesso, praticamente, direi anche più che praticamente connesso. E quindi qui probabilmente Nero poteva prendere un po' il vantaggio su questo combattimento, giocando per primo lui. Però diciamo qui il piano di bianco ha avuto successo, perché ha fatto un bello squeeze, che squeeze si intende ridurre le libertà mangiarsi un po' le libertà di Nero per fare forza. E quindi insomma fatto sta che questa è la situazione. Purtroppo questa mossa di Nero non è semplice e bianco se ne accorge e gioca lui su uno dei punti più grandi. In realtà la mia impressione in questo momento è che adesso sia rimasto praticamente a giocare il fine gioco, perché ingrandire molto questo territorio sembra molto difficile in questo momento. Anche qui sembra difficile che bianco ci faccia molti punti, e quindi inizia a essere importante giocare i punti molto grandi di endgame. In questo caso probabilmente sono sicuramente C16, però anche D2, R2 e S15 sono molto grandi. Quindi qui probabilmente Nero ha perso un po' l'iniziativa di iniziare lo Yosa in vantaggio, di iniziare prima lo Yosa dell'avversario, e adesso bianco ne approfitta con un bellissimo scambio tra l'altro. E qui in realtà io credo che Nero possa giocare questo tipo di cose qui per creare un po' di scompiglio, o quantomeno per fare qualche punto in più con questo push. E purtroppo così si fa un po' guidare da bianco e catturare lì. E bianco trova il senso addirittura di giocare da altre parti. Qui sembra che bianco faccia più punti del previsto sul lato, cioè in quest'area qui. E è vero che chiaramente queste mosse di Nero gli permettono di catturare queste pietre e sono sicuramente incentives, però quindi dà l'idea che Nero avrebbe dovuto cercare di fare qualche riduzione un po' più azzardata. Ora non so di preciso cosa consigliare, perché la situazione non è per niente semplice, però non so, una cosa del genere mi sembra un po' più promettente di semplicemente prendersi i punti qui.
Poi chiaramente dipende anche da se nero ha contato di essere avanti, indietro, non lo so. Però, soprattutto questa è un po' lenta. Però almeno è sempre. Ok, quindi andiamo avanti con l'endgame. E non succede niente di particolarmente strano, almeno per ora. Questo salto della scimmia è molto grande, addirittura io consiglierei a Nero di rispondere di qua in questo momento, perché è vero che bianco può togliere dei punti lì, ma i punti che toglie lì probabilmente li toglie in gote e sono meno di quanto probabilmente ne toglie col salto della scimmia. Poi tra l'altro Nero ha sbagliato a coprire il salto della scimmia in questo modo, che permette a bianco di uscire così. In questo caso la taria esterna sarebbe stata un pochino meglio, e le avrebbe dato un pochino più punti, però niente di particolarmente sconvolgente. Qui continuiamo con lo Iose, non succede per ora niente particolarmente strano finché il nero non fa il tenuti a questo doppio Atari qui. Qui probabilmente una risposta a una risposta qui poteva essere molto grande, soprattutto perché durante la partita addirittura bianco è andato a catturare l'area in basso e qui non c'è realmente niente per nero, perché se bianco connette qui, queste pietre sono semplicemente morte, perché questo gruppo è tutto connesso al lato e non c'è molto da fare. Per fortuna di nero bianco non gli ha risposto e dopo qualche scambio qui in cui entrambi i giocatori si sono più che altro tolti libertà, perché qui bianco poteva catturare da qualche mossa ormai. Finalmente nero torna a catturare lì e qui aveva la possibilità di giocarsi questo co', e questo sì che è un co' interessante in questo momento, perché non solo andrebbe a catturare queste pietre, ma chiaramente andrebbe a salvare anche questo. L'idea di questo non è troppo diversa, perché costringe bianco a tornare dall'altra parte e quantomeno riesce a salvarle. Ora probabilmente, idealmente, nero vorrebbe connettere, però immagino che si sia sentito un po' indietro per connettere, quindi ha deciso di fare qualcosa in più. E quel qualcosa in più in realtà esce fuori, perché dopo questa sequenza qui incredibile riesce a vivere all'interno uccidendo tutti i gruppi di bianco intorno. E qui ha ribaltato totalmente la partita. Qui probabilmente se bianco anche a questo punto decidesse di tornare indietro a questo modo, è probabile che in qualche modo riuscirebbe a vivere. O comunque sembra di sì. E invece cerca addirittura di catturare tutto nero e finisce che è nero a catturare. E questa, insomma, qui la partita è sostanzialmente totalmente ribaltata. Tra l'altro non era sempre qui, quindi nero non doveva neanche giocarci, aveva già catturato e basta. Però meglio essere più sicuri che troppo poco. E quindi bianco cerca di fare un contrattacco lì,
Però nero si inerpica in questo voler sfruttare le debolezze di bianco lì senza molto successo. Qui sicuramente per nero, a parte questo scambio, ovviamente sarebbe l'ideale giocarlo in qualsiasi momento della partita, però difendere la forma in una cosa di questo tipo probabilmente avrebbe vinto nero la partita. Fondamentalmente qui probabilmente ha sbagliato a leggere qualcosa pensando di poter catturare queste pietre bianche in un qualche modo, e adesso queste pietre ne risentono chiaramente un po' di tutte le libertà che hanno perso. Infatti durante la partita succede questa disgrazia, che tutte queste vengono catturate, ma non solo tutte queste vengono catturate, ma anche queste adesso sono in grande difficoltà. E vabbè, questo purtroppo non funziona per nero. Adesso è molto difficile pensare di vincere la partita, addirittura bianco trova il tempo di tornare a catturare queste cose qui e la partita è abbastanza finita, probabilmente sarebbe abbastanza finita quantomeno, perché anche se nero riuscisse in qualche modo a vivere con questo gruppo qui, che non è detto che riesca, però qualche possibilità c'è, probabilmente è ancora avanti bianco. Quindi vediamo se un po' dopo che succede. Che dopo qualche altro tesugi e scambi strani lì nel mezzo, bianco fa questo Tenopi che fondamentalmente fa vivere nero incredibilmente lì sul lato, e nero poteva vivere tranquillamente così. Questo sembra molto vivo. Invece fanno questa sequenza incredibile in cui sembra che nero possa vivere con questa mossa, ma alla fine decide di dare questo Atari che sembra sempre perché va a connettere le pietre, ma in realtà con questa mossa bianco riesce a uccidere tutto quanto. Male al cuore vederlo. E quando c'è stata questa cosa, stavamo vedendo la partita, ho detto no, ma sta vivendo per davvero, e invece ho detto qui ci sono stati quei secondi di tensione nel capire se Bianco avrebbe giocato K5 o no, e quando l'ha giocata era un po' esploso tutto, insomma. Vabbè, è stata una partita molto emozionante da questo punto di vista, direi che non c'è altro da vedere. Però diciamo questa situazione qui di ribaltamenti, di gruppi vivi, il lato in basso è stato scambiato 2 o 3 volte nel corso della partita, è stato molto bello. Anche questa riduzione è stata molto emozionante. Però insomma, diciamo gli spunti principali di questa partita secondo me sono che il 4-4, il 3-3 scusate, è più facile ridurlo giocando il 4-4, perché non sempre giocare sul lato ti avvantaggia, e che non sempre è necessario attaccare subito i gruppi in modi che a volte è meglio aspettare, tipo in questo caso probabilmente è meglio aspettare per attaccare quel gruppo, per decidere cosa si può dare vantaggio, se effettivamente attaccarlo in questo modo più avanti, o se potresti avere vantaggio da cercare di chiuderlo dentro, non si sa mai.